Le circolari alle famiglie si susseguono, i calendari scolastici sono pronti a essere cambiati tra supplenze, uscite anticipate o classi poste in sorveglianza o didattica a distanza. La pandemia sta colpendo in modo duro le scuole che si trovano a dover operare su più fronti, tra questi quello degli insegnanti che mancano. Io ho suggerito due soluzioni al ministro Bianchi. Primo, quello di richiamare i docenti in quiescenza, in pensione, così come è stato fatto per i medici. E il secondo è quello dell'autotest. Scuole come la sanità, con il rientro volontario degli insegnanti in pensione e l'autotest per bloccare sul nascere possibili contagi. Se le scuole sentinella per ora non sono attive, l'autodiagnosi proposta prima del rientro in classe dopo le vacanze di Natale dal presidente del Veneto Luca Zaia potrebbe evitare, almeno con le nuove regole, la didattica a distanza che, oltre a pesare sui ragazzi, pesa sul fronte organizzativo sulle famiglie che devono gestire soprattutto i bambini più piccoli. In Francia c'è, a New York c'è, e al di là di richiamare qualcosa di esterno, l'autotest sarebbe la cosa più veloce per far rientrare in classe studenti e docenti.